Amici di Storia, buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati per la seconda puntata del 2016, quindi stiamo veramente cavalcando ormai il 2016 alla grande e anche questa sera abbiamo degli ospiti veramente straordinari, quindi inizieremo subito parlando di animali e poi abbiamo gente del mondo dello spettacolo, insomma personaggi veramente importanti e poi una squadra di calcio imolese molto bella con dei ragazzi molto freschi e pimpanti, come le mie collaboratrici che sono qui di fianco a me, fresche e pimpanti. Ciao Frida, ciao Lena, ciao ragazze. Ciao Lena. Lena, ci sei mancato un pochettino a dire il vero, perché insomma sei stata anche in Russia. Voi mi state mancati. Mi state mancati agli italiani. Mi siamo mancati. Mi state mancati, Sì. devo tradurre, ci vuole il traduttore. Sì, Lena, da sotto. sola con Maurizio non ne potevo già più, una puntata mi è bastata. Ma puoi andare se vuoi, io io vado, non c'è problema. Frida, allora, tutto a Dimmi. posto? Sì, tutto a Sei posto. pronta per partire? Visto che Sì. gli ospiti che abbiamo sono già qua tutti pronti, adesso fra un po' li faremo vedere. li Assolutamente. sveleremo. Tu come sempre devi ringraziare i tuoi sponsor. Ringraziamo i Chi? Twin, la Manu e l'Elisa, li salutiamo, che sono in via Emilia 198, che si occupano Ti sei imparata sempre. gli indirizzi, brava. Sì, adesso sto giro non me lo Sì, dimentico. ok. Si occupano sempre dell'abito, degli abiti. Sì, che non è cosa facile con te, perché no, trovare un abito no. che ti stia, insomma, non è cosa semplice di tutti i giorni. Prego, vai E pure poi avanti. ringraziamo Contrasti Parrucchieri, Sì. via Garibaldi 52, salutiamo Agata e Gianni, grazie. Agata e Gianni, a tutti quanti. Ciao, aspettiamo in studio. Sì. Lena, so che tu hai tantissimo da fare dietro le quinte per organizzare un po' gli ospiti. Ti sei già studiato il proverbio? Com'è quello? È bello quello di questa settimana? Bel proverbio? Perfetto, bene. Allora ti lascio andare anche te, così ti puoi preparare tranquillamente. Vado a salutare i miei ormai ospiti fissi, la mia band preferita, i duo De Bastamò più uno se ce la fa, che è sempre qua di fianco. Ogni tanto mi cambiate il fisarmonicista. Devo dire che preferisco lei però, Sono d'accordo anch'io. Sei d'accordo anche te? Sei d'accordo? Allora, avete pronto un pezzettino per dare il via ufficialmente alla puntata di questa Va sera? benissimo, la faremo, Chi è che la fa? la fa Fabiana. La fa la Fabiana, non Remo allora. È la migliore. È la migliore. Come si intitola il pezzo? Fisarmonica in festa. Fisarmonica in festa, è il duo De Bastamò più uno se ce la fa. Vai, musica! Bravi ragazzi, complimenti. Grazie a voi. Vincenzo, sempre Prego. tutto bello scatenato. Quando ti inquadrano ti vedo che fai il primo piano, fai anche le faccine, sei un attore, sei un attore. Sei un artista. Bene, ragazzi, ci vediamo dopo, state pronti, mi raccomando, per ogni evenienza. Sono un artista mancato. Un artista mancato, sì, fra un po' proprio mancato del tutto. D'altra Povero, parte, no, come si no, dice. no. Allora, eccoci qua, Frida. Siamo Iniziamo subito con due ospiti. Beh, argomento bello, questa sera, perché parliamo di animali, vero? Sì, allora siamo in compagnia di Alessandra, buonasera Alessandra, che è la titolare di Mondo Cucciolo, che è un negozio di animali a Imola. Ciao Alessandra. Ciao, ben arrivata. Ciao, E alla tua destra abbiamo Mirko Alvisi, Ma Mauri. dai. So che tu lo conosci Ma ed vagamente. è una tua vecchia conoscenza. È un cantante, è cabarettista, imitatore, un artista a 360 gradi. Assolutamente sì. Mirko, ben arrivato. Anche te. Buonasera. E io Sono molto- felice di rivederti in questa occasione. Abbiamo fatto un quarto di vita insieme, Mirko. Sì, possiamo penso di dirlo, sì, vero? tranquillamente, Abbiamo calcato le tranquillamente. piazze, i teatri, i casinò, è vero? Con Confermo. uno spettacolo Caro pubblico, meraviglioso. Hai una confermo. vena artistica, Maurizio. Ho la anche vena tu. artistica, adesso ho la vena un po' più varicosa, prima era un po' più artistica, però comunque con Mirko abbiamo passato momenti belli. Stasera lo vogliamo presentare, starà ospite con noi questa sera per tutta la puntata perché sta portando da un po' di tempo, al di là del cabaret, bellissimi spettacoli, Sì, perché sono più di tanti, dedicati ai bambini, quindi dedicati a quelli che sono i pupazzi animati. Ne vediamo qua uno. Vogliamo subito dire come si chiama Lui si chiama Amos, Amos. lui è adorabile, Si lo vede, si vede, non parla chiaramente perché è un cane. È un cane. Siete pettinati uguali un Sì, po', sì, può essere, stessa perché lui è lo stesso pettinatura, parrucchiere. bianchi nella barba, lui bianco di Vabbè, qua, certo. però insomma... sì, E questo è uno dei tuoi attori. che Questo è uno degli presenta- attori, è uno sì. degli attori. Dopo facci dire ma un poi pochettino qualche parleremo cosa, tranquillamente. Tanto starai qua tutta un'ora Ma sì, con ma noi, sì, quindi ma sì, ma sì. puntatone in diretta, visto che belli ospiti. Bellissimo, Bene, sì. cominciamo subito Sono con già Alessandra. curiosa. Che dici, Sì. Frida? Alessandra, allora, come nasce la passione per gli animali? Tu ovviamente ce l'hai perché per aver aperto un negozio vuol dire che sei anche molto spinta e che ami Sì, particolarmente. Ho aperto nel 2003, io ho 24 anni, quindi insomma Sei giovane? giovane, ero più giovane, spinto dalla passione, da questo interesse c'è sempre stato e finalmente nel 2003 dico proviamo.
E così, insomma, ad oggi siamo ancora qua, poi, insomma. Ecco Alessandro, avere un tutto negozio di semplice. animali non vuol solamente dire vendere dei prodotti per animali, però ci vuole la passione per l'animale, vero? Credo che sia alla base. Secondo me la vendita è dopo tutto il resto, quando le persone entrano ti chiamano per nome, quando instauri con loro un rapporto di fiducia, quello, visto che ormai sono parte della famiglia, più che il cane che come una volta che sta solo in cortile, quello è fondamentale. Certo, certo. Quindi... Vai, no, prego, prego. Io ovviamente anche ho un cane, amo tantissimo il mio cane e tante volte capite, io lo mi dico capite. sempre più di tante persone, perché gli animali in generale danno molto di più e quindi si crea anche un'empatia importantissima. Voi educate anche chi prende appunto un animale, chi acquista un cane a gestirlo. Dunque, ci proviamo sempre. Noi invitiamo anche sempre, prima quando mi chiedono consigli di cosa fare nel momento in cui si decide di prendere un cane, invitiamo a visitare comunque sempre anche il canile della propria città. Perché lì Questa è ci una bella sono, cosa, insomma. Certo. vero, ci certo. sono, Tanti oltre ai bei cani di razza, cucciolini, ma anche cagnolini, tanti sì, cuccioli, che hanno cani bisogno. adulti, anziani che hanno Certo. bisogno. Ci sono ragazze e ragazzi volontari disponibili a dare le indicazioni del cane e la cosa principale, quella non si stanchiamo mai di dirlo, è scegliere. Poi secondo me è più mettersi noi a disposizione del cane o dell'animale, comunque in base a noi, Certo. ai nostri tempi, al nostro carattere, fondamentale. come viviamo e dove abitiamo, Ecco, tu mi puoi scegliere confermare l'animale questa- più Tu Alessandro mi puoi idoneo, confermare no? questa cosa che sto per dire, e io l'ho imparata di recente. In Inghilterra, pensate, per prendere un cane devi fare una sorta di corso, perché se tu hai l'appartamento piccolo e vuoi prendere un, che so, un alano piuttosto che, non te lo fanno prendere, quindi proprio c'è un rispetto, Ma deve è giusto, nascere... è giusto, bisogna così. anche In rispettare Italia ancora non c'è l'etologia questa dell'animale, cosa. che è la cosa In fondamentale. Italia ancora prima non di tutto. esiste questo, No. vero? Quindi, insomma, ecco, quindi No. abbiate un pochino, insomma, come si dice, accortezza. pensate anche all'animal dove deve andare a vivere, perché anche lui poi Soprattutto deve... anche i cani di razza, Esatto, perché ecco, ogni razza è soprattutto, stata certo, selezionata con determinate caratteristiche, Certo, certo. quindi il cane da Ascolta, come li guardia. vedi quelli che trattano i cuccioli, i cagnolini come se fossero dei bambolotti, dei bambini? Come li vedi? te? Allora, diciamo che ad oggi tanti cani vengono trattati come membro della famiglia. Purtroppo tante volte perché per carenze affettive, perché viene a prendere il posto di qualcuno. ma il cane però è un Secondo animale, me soffre. certe cose vanno bene, altre non vanno bene, perché poi portano a problematiche che dopo bisogna chiamare Si snatura un po' comportamentalista, l'animale, perché no? si snatura Ecco, quella provate che a è la... immaginare se foste voi a dormire nella cuccia del cane, Certo. andare a mangiare nella ciotolina, bere nella ciotolina, è la stessa cosa per un cane, dormire sul letto, andare sul divano, mangiare sulla tavola. Bisogna sempre avere rispetto dei loro bisogni e certo, delle bisogni loro... umani, Si va assolutamente. anche a creare, poi dimmi se sbaglio, una sorta di Sbagli, confusione, sbagli. smettila, No, hai detto di- a livello dei ruoli, Dei perché ruoli soprattutto. tu a quel punto non riesci più a educare Il l'animale. problema è che dopo... Scusami. Certo, no, perché non riesci proprio più a gestire Sì, ed perché educarlo. lui si mette sopra di te, comunque lui diventa il capofamiglia, mentre e ovviamente perde anche i punti di riferimento, per cui si crea confusione, quando invece Certo. c'è un capobranco è la cosa più importante per il cane, perché ha il suo riferimento. Certo, Certo. certo. Ecco, dopo ti faremo alcune domandine perché ci stanno scrivendo da un po' di tempo da casa, perché vogliono dei consigli proprio su come comportarsi con gli animali, su vari argomenti. Dopo ti È teniamo importante, perché... Esatto, sì. esatto. Beh, questi problemi non ce li ha Mirko con i suoi animali, no, vero, Mirko? decisamente. Loro si nutrono di applausi, quindi quando sentono gli applausi con un applauso possono far sera. Sì, lui era un chihuahua, è diventato grosso, perché gli applausi ne ha Sì, presi sì, tanti, sì. ne ha presi. Ne ha presi tanti. Però, è una nuova veste, una nuova come veste. dicevi prima. Da circa 7 anni infatti vado in giro con spettacoli per bambini e tutto è nato dall'incontro con Raffaella Candoli, che è la presidente di una ONLUS, Sì. e si occupa dell'accoglienza dei bambini bielorussi vittime della tragedia di Chernobyl. Certo. Di lì siamo partiti per gli orfanotrofi, gli internet diciamo, di Minsk, e ho portato uno dei pupazzi che avevo, e questo era uno di quelli. E questo è uno di Ho quelli. visto l'effetto che sortivano su addirittura bimbi affetti da patologie piuttosto gravi, Certo. sordomuti, e il fatto di dirgli guarda c'è
un cagnino che ti vuol dare un bacetto, poi ovviamente con il linguaggio dei segni, quindi si avvicinavano, vedevano che il cagnino li leccava, bello. lo accarezzavano e abbiamo visto quale potenzialità potessero avere gli animali. Di lì la decisione di cominciare a creare delle storie a quattro mani e soprattutto utilizzare gli animali, perché gli Questa è una animali cosa arrivano bellissima. direttamente ai Sì, bambini. immediatamente. Non c'è quindi bimbo che non ami un animale, qualsiasi è una tipo sorta di animale. spettacolo alternativo ai classici burattini. Sì, Questi sono proprio esattamente. pupazzi Io animati a quando ho tutti gli deciso effetti. diciamo, di intraprendere questa storia, questa nuova avventura, l'ho fatto anche perché ho avuto l'aiuto di due pittori straordinari, fra l'altro credo dietro che siano anche inquadrabili. Sì, le facciamo alcune vedere, scenografie. due scenografie naturalmente che sono qua Ecco, dietro. Questo è un Questa palazzo ad esempio è una chiesa tipica della Bielorussia, Bielorussia, quindi- che tu hai usato in un tuo spettacolo esatto, che era dedicato a Chernobyl. Dal titolo lo spettacolo, possiamo dirlo? Era Dima e la strega di Chernobyl, Dima e che la sarebbe strega- il diminutivo di Dmitry Gajinko, che è un ragazzino bielorusso, che ci sarà più tardi, Che ci lo sarà? vedremo. Lo Ci sarà, vediamo, ci sarà. Gajinko, Gajinko, perché è Gaggio. Gajinko è un po' romagnolo però, ci hai messo un po' di romagnolo in Perché mezzo. dovevo portare Sì, in no, ma hai Russia fatto bene, un po' di Gajinko un po' anche di in Gajinko. Russia, ci sta bene, ci sta. E l'altra E questo scenografia invece? è l'ultimo spettacolo in ordine di tempo, che è La pozione della felicità. La pozione della Dove felicità, quello che divento porterà in giro un adesso? alchimista, sì, e c'è un personaggio anche di questo. Queste scenografie sono dipinte da Adriano Maraldi e Gianluca Bosello, due pittori molto quotati di Cesena, Certo. che hanno vinto diversi premi e che si sono prestati, hanno prestato la loro opera per questa causa, per cui che bello. se avessimo Mamma mia. dovuto pagarle come costano i quadri certo, saremmo saremmo rovinati. rovinati. Per cui con diciamo, il sodalizio di diversi artigiani, perché poi c'è chi come Guido Certo. De Carli mi ha aiutato ad assemblare le scenografie in modo che potessero essere trasportate, montate, Certo, insomma c'è un lavoro d'equipe e all'oggi siamo all'attivo con 6 spettacoli, uno diverso dall'altro, con scenografie diverse, con pupazzi Tutti diversi. preparati da te perché tu hai una Da me, fantasia. da Raffaella Candoli che mi aiuta Sì, nei sì, testi. sì, ok. Io ho una curiosità, e quindi, sì. Maurizio. Vorrei chiedere È a finto, Mirko. no, se non te ne rendi certo, conto, però ti perché giuro che bisogna guarda, tradurgli tutto, sai ci che- credi Mirko che quando parli, lo muovi, come lo muovi, sembra veramente vero. Ma dai, ha fatto anche la sei caccotta, hai visto? bravissimo. Vai. No, scherzi. Cioè, no, hai una che- manualità, gestualità. Diciamo che comunque c'è la passione innanzitutto perché mi è sempre piaciuto. Io nasco addirittura come clown, prima di ogni altra cosa. dopo prima- diciamo quello che però hai fatto, non insomma, diciamo dopo, insomma, sì, per sì, cui... sì. Insomma, La mia curiosità era questa, tu Sì. come scegli quali pupazzi far parlare e quali no? Perché mi hai detto prima Sì, che allora, qualcuno è muto e qualcuno generalmente l'idea sono nasce... tutti muti, poi qualcuno ci mette Certo, la voce. ok. certo. Ok. L'idea nasce da Ovvio. creare la storia. Sì. Sì. Una volta creata la storia io vado a verificare quali personaggi potrebbero in qualche modo creare una storia divertente ma anche interessante. E poi di conseguenza devo cercare gli animali, insomma, verificare che ci siano e poi verificare chi fa parlare o meno a secondo dell'uso che... Quindi Che fai anche le devi voci farne. proprio tu? gliele Sì, cambi? allora una cosa la dico Questo subito come lo fa? perché... Come lo fa? Tu allora, sei lui- imitatore, diciamolo, sì, quindi vabbè. sei abituato a modificare le C'è voci. una cosa e cambiare. importante che devo dire, io non sono ventriloquo, per cui non sono mai stato ventriloquo, non sono capace. Ve lo dico Abbiamo tranquillamente, dichiarato anche perché pubblicamente. Nasconderti dietro al cane, fa no, sono il cane. Però ho scoperto questo, che il bambino si dice non lo inganni perché il bambino va al cuore, Certo. al bambino poco importa di sapere che la voce arrivi dallo stomaco o comunque sia io, perché nel momento in cui, non è lui, lo vedremo dopo, il personaggio si muove e parla, per il bambino lui diventa vivo. Diventa vivo. Per cui anche se sa, anche se Vede che la voce vede non che è la voce sua, proviene, certo. anzi addirittura il ventriloquo a volte può spaventarlo perché dice io sento la voce, Ma sai qual è la cosa non bella? capisco Certo, dove arriva. certo. La bella dei Per cui bambini che non- comunque hanno la il mente filtro, che va sì, nella fantasia, sì, va oltre. sì. quindi Il bambino riescono è veramente ad andare straordinario oltre, per questo, insomma, Ecco, quindi- lui che voce fa, per esempio? Allora, lui Fa nella voce. storia, perché Sì, è una nella storia che riguarda il nucleare, dove gli animali all'inizio sono tutti felici e contenti, lui annusa l'osso e quindi al massimo quello che può fare è perché cerca l'osso. Quando poi le radiazioni faranno il loro lavoro, lui comincerà a fiutare, troverà una carota e dirà no, non è osso! E perché prende anche il raffreddore, si ok, ammala, quindi per sì. cui più che parlare, diciamo, si fa capire. Che bello, Si dai. fa Bello, capire. bellissimo. Quanto durano questi spettacoli? 45 minuti, perché è stato verificato che il tempo di attenzione massima che un bimbo Chiaro. dai 4 agli 8 anni può portare certo. con attenzione, per cui... È bellissimo. Ecco, Mirko Elvisi nasce, dicevo prima, come imitatore, si è lanciato, diciamo, Sì, è sì, si sì, è lanciato sì, con sì. Stasera mi butto, Esattamente, condotto da esattamente. Gigi Sabani Con all'epoca. Gigi Sabani feci il provino, ma arrivai poi nella direzione di Pippo Franco. Di Pippo C'era Franco. Pippo C'era Franco Franco che sì, ok, l'anno perfetto, dopo. l'anno dopo. Ecco, qui ci fanno Sì, vedere, perché beh, io e Mirko abbiamo lì fatto vedo una comunque, foto diciamo, memorabile. Noi eravamo i due Stanley Olio, veramente per eccellenza. Sì. Vorrei far notare perché- a casa che quello a sinistra è Maurizio. Ma sicuramente, perché quello di destra si Anche vedeva. perché dai chili... No, che non abbiano qualche dubbio. E noi abbiamo fatto, cioè, anche noi abbiamo fatto dei personaggi belli insieme. abbiamo cantato- Erano personaggi fantastici. È vero, Olio, ero Mi veramente piacerebbe belli. stare qui tutta sera, ad andare Casomai avanti. sì, lo facciamo. Può darsi, non facciamo gli stupidi. E ci siamo veramente divertiti perché abbiamo girato tantissime piazze, tutti
quanti... Ma non solo in Italia, anche all'estero. Anche Il all'estero, Casino... abbiamo fatto il Casino, abbiamo fatto tantissimi Che meraviglia. spettacoli, e Mirko come imitatore, cantante, insomma... Come cabarettisti, come diciamo, cabarettisti, eravamo sì, abbiamo girato un cabarettisti. po' tutti quelli che sono le piazze. Mauri, tu perché hai smesso? Io non ho smesso. Lo stai facendo Lo sto tuttora? ancora facendo con te Mi adesso. mancava, ma smetti. Mi mancava. Mirko, rimani qua con noi che dopo ci farai Certamente, vedere qualcos'altro ancora e torniamo ad Alessandra. Sì. Torniamo da Alessandra. Allora, ti chiedo una cosa, cane e gatto, perché ce lo chiedono anche in tanti questa cosa qui, hanno la stessa educazione, vanno gestiti in maniera uguale, diversa, hanno i caratteri, sono diversi sostanzialmente, vero? Sono due animali completamente diversi, proprio a livello di necessità. Allora, il cane, diciamo che la cosa fondamentale è, quando si porta a casa un cane e un gatto, comunque dargli un loro spazio dove possano sentirsi tranquilli, dove possano sentirsi che quella è il loro posto, la loro cuccia, dove se si spaventano possono rifugiarsi. Certo. E poi la gestione del cane e del gatto è diversa in casa. Adesso nel caso del gatto generalmente consigliamo sempre, inizialmente quando si portano a casa, la cosa diciamo in comune è dargli un loro spazio dove ci siano le loro cose e poi aprirgli la casa poco per volta, in modo che ecco, imparino vedi. a conoscere gli spazi poco per volta, Certo. da quella stanza poi un po' alla volta, in modo che non si disorientino, che prendano confidenza. Questo è un bel metodo, quindi, Esatto. sì, sì, Io ho sì. una curiosità mia Poi- personale, Sì, certo, se fate un po' di volessi affari tuoi, prendere, finché sei sì, qua, giusto che ne approfitta pure. approfitto, No, ma sei tranquillo. qui. Io vorrei prendere un altro gatto, ho già un gatto in casa, cosa devo fare? Stesso sesso? Perché lui è un maschio, devo prendere sesso femminile. Quanto ha? Ha 4 anni. Fa chiedere a 4 lui, anni, magari è più Dai, contento. ho tentato, non c'è stato verso, abbiamo portato una gatta, ma è stato un disastro. non siamo Generalmente riusciti. l'importante sarebbe mettergli un cucciolo, è la cosa più semplice, mettere un cucciolo piccolino, giovane. O un po' in pazzo modo di che- Mirko anche, che magari si Un po' affeziona. pazzo. Ma che domande sarà da dire? Beh, è importantissimo un gatto invece, maschio e un gatto scusa. femminile, ma ti rendi conto? Ma Guarda figa. che è importantissimo il sesso, vero? magari molto femmina. importante, Alessandra. sì, Ma parliamo di Luca che ci scrive da casa e dice: avendo una topina bianca, e già capisci, anche Luca c'ha la topina bianca, è messo bene, vorrei sapere come comportarmi e avere i migliori consigli per quanto riguarda la gabbia, l'alimentazione, eccetera. Come ci comportiamo con per una quanto topina riguarda bianca? l'alimentazione sarebbe importante dargli un pellettato che abbia percentuali di fibre, grassi e carboidrati idonee, Idonei non per le la miscele di topina. semi che sono principalmente carboidrati, quindi ingrassano principalmente ok. quello. Dopo la topona diventa. Triplica. Ok, perfetto. Per il fondo della gabbia, un fondo che sia atossico, depolverizzato, naturale, quindi o il tutto di mais che viene dall'interno della pannocchia del mais tritata, Certo. o altrimenti pellettato di legno pressato. Quelli sono Ma cosa i succede se la fondi. topina bianca incontra il gatto di Frida? Il gatto Mi viene se da lo magna, pensare. il mio gatto se lo magna, Il gatto, sì, sicuro. sì. Ascolta, Vederci ci, sicuramente. ci chiede invece Antonino, che non è il topino, dice: buongiorno, ho appena acquistato un canarino, Antonino per forza, un canarino, e vorrei sapere quante cove può fare. Allora, il canarino può iniziare a fare le cove l'anno dopo della nascita, quindi comunque dopo i 10 mesi. Indicativamente in natura vanno da marzo-aprile fino a giugno, 2 o 3 l'anno comunque, non di più perché poi diventa anche uno stress. Gli allevatori magari ne fanno fare di più, cambiando il fotoperiodo, le Più o ore di meno luce come me e di Mirko, 2 o 3 all'anno buio. sono le covate più o meno. No, scherzo, battuta a parte. Quindi sì, massimo 2 o 3 all'anno. Sì, come... ok. da 3 a 5 uova covata e covano Certo. mediamente 13 giorni. Ecco, ascolta, invece Margherita, poi dopo ci rispondiamo anche a lei, si può fare il bagnetto ai porcellini d'India? Se sì, come si deve fare? Quali sono i prodotti? Grazie, possiamo dire... Allora, sarebbe meglio di no. porcellino. Sì, il porcellino d'India sarebbe meglio non lavarlo, soprattutto perché se non si asciuga bene, se prende un colpo di freddo, si ammalano, meglio Certo. non lavarli. Magari una volta all'anno, se proprio, insomma, il consiglio nostro è se non lavarli. perfetto. Eventualmente con acqua tiepida, uno straccino in microfibra strizzato bene, un pochino d'aceto per togliere l'odore, lucidare il Ovvio. pelo. O ci sono anche Però guanti, poco, insomma, salvietti poco, da roditori, ma sostanzialmente, poco. Bene, meglio di no. allora salutiamo Alessandra naturalmente. Poi Alessandra ti farà un sacco di domande dopo. Yes. Ecco. Cosa ha fatto? Sai quali sono i 2 animali più veloci? No, quali sono gli animali? Sai tu Alessandra, gli animali più veloci? L'aquila, Perché l'aquila? perché l'aquila Oh signore Bellissima, mio. bruttissima No, questa qui, Domenico. Domenico. Puoi fare il meglio. Pinocchio. Il Pinocchio perché? è sempre in testa. Ma no, ma per favore, beh, lasciali perdere Alessandra, lasciali perdere. Allora,
importantissimo affidarsi a persone che sanno di animali, dell'alimentazione, sono esperti in questo Fatevi settore. consigliare, mi raccomando. A Imola sempre. abbiamo la fortuna di avere Mondo Cucciolo, quindi andiamo da Mondo Cucciolo. C'è Alessandra che è timida ma è molto brava, quindi credo che valga la pena a prendere dei consigli appunto da Alessandra. Ti aspettiamo ancora naturalmente qua in Ricordo studio. l'indirizzo certo. è via Montanara 51/B, Facebook Mondo Cucciolo, il sito www.mondocucciolo.it e avete anche la mail mondocucciolo@email.it, così se volete scrivere ad Alessandra potete Perfetto, farlo. ti Siamo salutiamo lì. con uno Grazie. spacchetto, ce l'abbiamo bello pronto. Ciao Alessandra. Ciao. Entro i prossimi ospiti, eccoli qua. Lena, vieni pure, prendili dietro, eccoli qua. Oh, tutte donne. No, tutte donne no, c'è anche il chitarrista. Lena, devi Prego, ti lascio sistemare il posto. il guarda. microfono di Maurizio, se puoi, perché stasera non si sente niente. Intanto se che no. tu presenti gli Ecco. ospiti. Allora, buonasera. Buonasera. Siamo in compagnia di, salutiamo subito alla mia destra, Francesca Mercuri, buonasera. a tutti, rock and roll. Manager del mondo dello spettacolo. E alla mia sinistra c'è Lisa Manara, ciao Lisa, cantante, accompagnata dal suo chitarrista Riccardo Ferrini. Buonasera. Ciao ragazzi, ben arrivati. Ciao. Ciao. Forza rock and roll, Rock and roll sempre, certo. Il Mercury dice lunga, è un cognome importante. È un cognome abbastanza importante. Non sveleremo mai il tuo cognome vero, No. ma perché ti conosco solo per Mercury, poi in Sì, effetti è quello. effettivamente sì. Allora, Lisa Manara, cantante, imolese, Sesto imolese, quindi sei qua dalle nostre parti. L'avrete riconosciuta perché ha partecipato a The Voice, quindi insomma una breve ma insomma, sei rimasta naturalmente nel cuore di tutti noi. Ecco, la tua passione per la musica comincia a 4 anni, più o meno, mi dicevi. Diciamo che è iniziata studiando il pianoforte perché mia mamma era pianista e mio nonno era direttore di coro e quindi è iniziata così, poi è proseguita più avanti con lo studio del canto verso i 16 anni. Ma diciamo che lo spunto principale mi è arrivato conoscendo il mio mentore, diciamo, che è Ermanno Costa, che è un armonicista blues, quindi mi ha fatto appassionare al blues, alla musica afroamericana. Musica impegnativa però, cavolo. Sì, tanta roba. e da lì è partito tutto, così ho proseguito studiando al conservatorio di jazz e facendo concerti. Tra l'altro i concerti naturalmente tanti, concorsi, e a 18 anni vinci un concorso jazz al Naima di Forlì, che ti porta a un'esperienza americana, vero? Sì, ho vinto questo concorso organizzato dal Naima Club. Scusa che ti aiuto un attimo, ecco vai, Scusa. così. In particolare da Michele Minisci, e ho vinto questo concorso e mi ha portato a studiare per un mese alla Venice Voice Academy di Los Angeles. Certo. E è stata una bellissima esperienza per me. L'esperienza Sì, americana è davvero. totalmente diversa da quella italiana o no? Ma sì, in realtà è diverso l'ambiente, sono diversi magari i metodi di insegnamento anche, molto più pratici, meno teorici e quindi più efficaci forse. Sì, più E poi mi concreti. dicevi che in America si respira un'aria di musica incredibile, perché a ogni angolo della strada Sì, trovi musicisti, è molto un più artista. fruibile per anche il pubblico che in ogni ora del giorno può ascoltare musica ovunque e quindi questo questa è bello. cosa è stimolante per tutti. Certo. Francesca, tu eri È qualche tipico anno dei lì, paesi anglosassoni questa È cosa vero, qua. è Noi vero, in è Italia vero. facciamo più fatica effettivamente Però, Tu sei stata in America, Francesca? No, Hai avuto io la mai, fortuna- in Inghilterra mai. In America mai, sono stata in In Inghilterra, Inghilterra. e Anche lì ho l'Inghilterra provato, tanta roba, sì, ho quindi. potuto effettivamente vedere che è molto diverso rispetto a qua, si suona molto più facilmente. Sono anche molto più aperti mentalmente Esatto, comunque. esatto, È vero, è sì. vero. Oh, dovete sapere che Francesca Mercuri Sì. è una manager del mondo dello spettacolo, Yeah. quindi noi di solito presentiamo artisti che insomma hanno l'abitudine di stare sul palco, come anche Mirko, come la stessa Elisa Manara, e tra l'altro mia omonima, io Esatto, abbiamo sì. del talento. Pensavo ci infatti- fosse un parentado, invece no. Infatti no, parentato scopriranno magari, ma delle esatto, cose. sì, Esatto. esatto. Ed abbiamo la fortuna stavolta di avere una che possiamo dire le scene le hai calcate, tra virgolette, quindi Sì. sai cosa vuol dire stare davanti, Sì. e adesso ti prendi cura dell'organizzazione, di lanciare i ragazzi Sì. nel mondo dello spettacolo, e quindi insomma un personaggio, la prima volta che abbiamo la fortuna di presentarlo, e vale la pena insomma veramente conoscerti un pochettino nel dettaglio, perché insomma anche tu nasci come cantante, musicista. Sì, nasco come performer e poi effettivamente passando dall'altra parte quello che tu impari in Allora facciamo una tanti cosa, visto anni che lo- nasci come performer, Sì. ti performerò subito Mi perché ci fermiamo per la performate subito, pubblicità, rimani molto bene. ferma qua che così dopo andiamo avanti da...
Bravi, 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 il nostro duo De Bastamo più uno se ce la fa, questo pezzo dal titolo? Fisarmonica Impazzite, questa sera va di moda sta Fisarmonica Impazzita. Tutti pazzi per Lena, che ci dovrà dire che cosa il proverbio della settimana, Lena? Scandisci bene le parole. Chi alla metà arrivare vuole, porti fatti e non parole. Oh, gran proverbio questo qui. Quando posso porto sempre i fatti. Quindi bisogna fare, non parlare, è. vero? Te adesso ti è rimasto che parli un po', quando Vincenzo. posso. Quando puoi. Infatti adesso parli molto e poi poco. Grazie Elena, grazie mille, molto bello. Prendete nota di questo proverbio della settimana e ritorniamo qua da Francesca che ti abbiamo... Bravi, io li metto sotto contratto questi Hai visto qui. che forza? Questi dei personaggi, Grande. questi abbiamo solo noi. Subito. Questi qui li teniamo in cantina tutta la settimana. Ah no, niente. Questi li teniamo in cantina. No, li volevo portare, non so, in qualche son bravi. festival. No, scherzo, bravi. Spaccano ragazzi. veramente. Spaccano Adesso una sera gli veramente. faremo una sorpresa perché inviteremo dei musicisti rockettari da pure, li faremo fare un pezzo insieme, vediamo come se la cavano. Facciamo una cosa un po' particolare. Facciamo la versione metal di Fisarmonica Impazzita. Sì, siamo lì. Allora, dicevo, Vai. Francesco, personaggio veramente Sì. eclettico, nasci come cantante, insegni musica. Ho letto che hai ideato dei metodi musicali per l'infanzia. In cosa consistono questi metodi musicali? Sì, più che altro sono laboratori per bambini, anche piccini, anche scuola materna. Il fatto è che se tu fai prevalere l'aspetto magari ludico, l'aspetto anche giocoso, oppure mischi oltre alla musica anche altre attività, è una cosa ha più appeal nei confronti insomma dei bimbi. Quindi col gioco si impara un pochino meglio. Esatto, quindi insomma anche perché non pretendiamo che un bambino a 5 anni possa diventare un Mozart. Quindi insomma fargli piacere la musica attraverso dei metodi un pochino più divertenti, sì, col divertenti, gioco. sì. Telisa, hai imparato col gioco a cantare? Ah, sì, è vero, ce l'ho tutto in mano. Voilà. Hai imparato col gioco oppure ti sei solamente ispirata al tuo... Alla passione. Lo zio che cantava nel coro? Allora, diciamo che ho iniziato alla scuola di musica Vassura Baroncini. Sì, di Molese. Quindi hanno un metodo preciso per i bambini così piccoli. Meno giocoso? No, molto giocoso. Molto giocoso, Molto ok, giocoso. quindi sì. Quindi Attraverso il gioco. funziona. La chiave è quella, sì. Divertirsi, sempre Sicuramente. divertirsi, quindi Sì, insomma... Io volevo chiedere, Francesca, tu hai allora un'agenzia, la Mercury Music, Sì. e ovviamente segui tantissimi artisti, quindi importanti, chi più chi meno, ma ce n'è uno in particolare che vogliamo ricordare, giusto? Sì, io seguo Giacomo Voli, non so se ve lo ricordate, ragazzo che ha vinto, nel senso è arrivato secondo, però è stato il vincitore morale della famosa edizione, quella della suora, esatto, la famosa edizione della suora. C'è stato un po' di... Detta così l'edizione della suora... No, non è bella subito. Anche perché subito ma dicevano è dopo, arrivato dietro la suora, non era il massimo, quindi... È arrivato dopo la suora in questa edizione che è stata anche un po' contestata, perché Giacomo Voli per il resto insomma organizzò eventi, concerti. Ecco, dov'è la tua agenzia? Diciamolo, insomma, visto che sei Io qua. sono di Modena. Sei modenese, quindi... Anzi, di Sessuolo. Di Sessuolo. Vicino Sessuolo. Non si sente la S di Sassuolo. No, però non si perché sente, insomma cerco di... Ascolta, ma la tua agenzia potresti proporre anche un mercoledì o ti occupi solo di canto? Tu? No, io mi occupo di musica. Musica, prevalentemente Sì, musica. Sì, prevalentemente musica, sì. Hai visto, Mirko ha portato il pupazzo, questo è Lui è Dimitri Gazinko, Dimitri detto Dima Gazinko. perché più lui parla invece. Lui parla, dai, cosa ci dice Dimitri questa sera? Vediamo un pochettino, cosa dice? Posso parlare? Sì, puoi Parla parlare. proprio russo. Sì, come Lena, dico bene? Si chiama Lena? Lena, sì. Ciao Lena! Non allarghiamoci, no, va bene, che tu dovresti anche essere pronto per la scuola domani, non hai fatto i compiti? Sì, ho fatto i compiti. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Quanto hai preso nel primo trimestre? Oh, tanto! Quanto? Tanto! Quanto? 4. Tanto se prendeva 2 prima. 4 è poco, ma se gli faccio le domande non risponde. Ad esempio, se ti chiedo dove sono le piramidi. Dove sono le piramidi? Quali piramidi? Le piramidi, dove sono? Non lo so, è mia mamma che mette a posto, non voglio prendere colpa tutto io. No, vabbè, lascia perdere, è un'altra cosa, lasciamo stare, va bene così. Ci sono i bimbi che stanno ridendo. Scusa, posso che c'è Mercury cantare canzoni? Certo, facciamo un duetto, no? Vabbè, No, sotto canta da ponti di baracca. quella no. Questa canzone qui no. Non va bene. La facciamo in versione no. rock, che le piace il rock. Facciamo in versione metal sotto il ponte di Baracca. Sotto il ponte di Baracca, sappiamo un po' di metal. Vai. Com'è il metal? Dai, Vai con lo slego. Vai con lo slego, vai col metal. Sentiamo.
metal pure, perché non ti so se metavo voi la sapete latta. come finisse la canzone comunque, io... Sì, sì, No, mi quello perderei di Pierino, ok, La sì, sesta sì, del no, va dottore, bene. la sesta del dottore. Non mi piaceva, no va bene, ok, a posto così. Allora, l'esperienza del È talent un show. evergreen comunque Sì, questa sì, no, canzone qua. sempre, Va. quelli funzionano sempre in qualsiasi Vai. momento. Ecco, Torniamo seri. l'esperienza dei talent. Sì. Una che ha partecipato, perché insomma anche tu hai partecipato, Sì, ho insomma, partecipato. hai fatto due... Ho fatto la prima edizione di The Voice e ho fatto 2 puntate. Ecco, esatto, un paio di puntate mi ricordavo, e invece il tuo artista, appunto Giacomo Voli, che si è classificato secondo. Com'è l'esperienza, allora, per l'artista e invece per il produttore? Vediamo un attimo. È un'esperienza. È un'esperienza da fare? Ma sicuramente sì, cioè, nel senso è un'esperienza, quindi tutte le esperienze valgono la pena di essere vissute. La tensione si vive perché è una Sì, gara. sicuramente, dipende sempre come la vivi. Cosa chiaro. riesci a trarne da quell'esperienza. Certo. Se ti fai schiacciare, allora è finita. Ecco, Ma è finita per te, non per Chiaro. il... Quindi avere un bel acquisire potenziale anche, devi avere un po' di carattere, per Sì. fuori l'artista, il carattere. Devi avere il carattere Certo. che piace a loro, però. Sì. Non, Ecco, qui vorrei non chiedere una importa. cosa, ma che piace a loro sempre è un po' strana, voglio dire, cioè, c'è qualcosa a volte di un po' costruito Sì. nella selezione, Sì. nel chi va poi in scena? Sì? Adesso non... No, senza fare la polemica, no, insomma, però tanto alla fine ce ne effettivamente immaginiamo sì, tutti. essendo un programma televisivo Sì. ci sono effettivamente certi meccanismi che... Un po' pilotati. Sì. Ecco, ma l'artista come va su con dei meccanismi così? Dai, insomma, sappiamo che è un Già. po' tutto pilotato, porca miseria, è nervoso, no? Appunto, ne devi trarre proprio quello che c'è di buono, Sì. nel senso esibirti, E va, fare il quindi. tuo, farlo al meglio e poi Certo. Certo, poi non comunque pensare oltre. entri in contatto anche con professionisti, quindi è Certamente. un'esperienza a livello formativo che ti serve perché Certo. hai un vocal coach a tua disposizione, hai una band magari che ti arrangia i pezzi, quindi... No, i talent a volte sono demonizzati, in realtà se ci arrivi con una certa preparazione, magari con della gavetta, con dello studio, è un conto. Ci sono dei ragazzi che escono dal talent che magari prima non hanno fatto nulla, Certo. vivono magari un anno, una stagione di popolarità estrema ai massimi livelli, poi alla fine non hanno Si le basi spengono. per poter gestire questa nuova vita. E quindi vieni in campo tu, perché poi tu sei quella che dovrebbe dare supporto all'artista. Sì, ma più che altro io posso dare consigli, sono le major, le case discografiche che dovrebbero dare supporto, ma il settore è comunque parecchio in crisi. Quindi... Mirko, era già così anche quando tu facevi stasera E non è Vibuto, la sai cambiato- l'ultima. Non è cambiato nulla. Io mi ricordo degli aneddoti tuoi che sono veramente allucinanti. Non è vero? cambiato nulla. Barzellette Già. cambiate all'ultimo secondo Non è pur di cambiato far vincere, nulla, però sono d'accordo senza con- fare nomi, Panarielli, questa gente. vabbè. No, lasciamo stare, insomma, vabbè, non Però vogliamo voglio dire, ha ragione lei quando prima diceva che tu devi prendere il meglio nel momento in cui certo. sei lì. Esatto. Devi dare il meglio che puoi, perché poi alla fine è il pubblico che decide. Tu puoi avere tutte le raccomandazioni del mondo, ma se poi alla fine non però viene il c'è... dubbio che sia sempre il pubblico che decide, ma volte sia lo zampino di qualcun altro anche a far secondo me. decidere. Perché Però poi... nel tempo resisti solo Nel se tempo, vabbè, sì. hai giocato pulito, perché se giochi sport Vabbè, il pubblico se ne accorge e il successo Già. finisce. Lisa, sei pronto? Dopo dobbiamo sentire un pezzo... Volentieri. Il titolo lo puoi già dire, lo anticipiamo? Si chiama Feel the Love, è un Feel the brano Love. di Sarah J. Morris, Ok. del suo ultimo album. Bene. Canti in inglese, Lisa, vero? Sì, sì, Ma sì, sì, come sì. mai non in italiano? Ma per ora ho sempre cantato in inglese, vabbè, a parte Per una qualche- scelta? Arriva di più. venuta spontanea questa cosa, perché essendo appassionata di Certo. musica afroamericana, quella è la lingua, quella è Beh, una anche lingua loro molto suonano in musicale. inglese, loro hanno proprio tutta la nota in inglese, si Cioè, pensa che non è in Vincenzo italiano. È molto swing, Quindi è loro, molto, uno molto swing swing. romagnolo. Salutiamo anche Riccardo che ti hanno messo là nell'angolo, ma insomma tu sei parte fondamentale del pezzo musicale, quindi un grande chitarrista che ti accompagna di solito sempre, stasera. Sì, è stato uno dei miei primi chitarristi. No, forse proprio il primo. Ma dopo il primo. vi ascoltiamo volentieri, insomma, vi ascoltiamo volentieri. Ecco, Francesca, dicevo prima sei un artista a 360 gradi, ti occupi dello spettacolo a 360 gradi, quindi oltre che della produzione, dell'organizzazione di eventi, eccetera, tu conduci su varie radio regionali, diciamo, una trasmissione molto bella, carina, che praticamente è l'almanacco, quindi racconti questi Racconto le aneddoti. storie del rock e della musica, Queste sono diciamo, rock bellissime. in generale. Sì, è anche su un appuntamento quotidiano su varie pagine Facebook. La cosa che ho scoperto è molto bella, questa cosa degli almanacchi, la gente è interessata da questa cosa perché sapendo
conoscendo l'aneddoto sul determinato personaggio, ce lo rende più umano, più vicino certo. a noi. Quindi è una cosa che... Si Quello sfata un che la po' gente vuol sapere, quell'alone del mito. Sì, Dai, è dici una qualcosa, cosa- dici qualcuno, dai, qualcuno più curioso, dai, una Allora, cosa... Jimi Hendrix, Jimi ad esempio, Hendrix, sai la personaggio. famosa scena in cui lui è diventato famoso facendo questo gesto di bruciare la chitarra, Sì. no? Sì. Però quello che non si sa è che in realtà lui non era tanto famoso in Inghilterra, non vendeva tanti dischi all'inizio, poi Vendeva è diventato chitarre, un fenomeno, e quindi il suo manager gli ha suggerito di fare questo. È stata proprio una cosa suggerita dal manager, Cioè, una manovra organizzata. secondo me super marketing veramente Vabbè, incredibile. insomma, è importante e da anche quella quello. volta lì l'ha sempre rifatto, quindi noi vedi, quindi- ce lo immaginiamo lì che brucia la chitarra. Quindi in è realtà- studiato a tavolino, Studiato quindi- a tavolino, gli ha portato proprio la benzina, tutto quanto, e lui Ah, da quella volta pensate. lì in Beh. Inghilterra ha fatto un successo. Poi ovviamente era Jimi Hendrix, quindi le basi c'erano per fare naturalmente, successo. chiaro, però- Dima ha qualcosa da dire, credo. Possiamo bruciare il studio con telecamere per fare successo? No, no, no. No, Dima, no, lascia stare. È un'altra cosa, era Jimi Hendrix. È un'altra cosa, un'altra poi aveva cosa. talento Jimi Hendrix, Esatto. quindi è tutt'altra. Un Poi, altro, insomma, un altro canzoni scritte aneddoto. nella vasca da bagno, tipo Freddie Mercury quando scrisse una canzone nella vasca da bagno, lui era lì che stava facendo il bagno, come tutti quando facciamo il bagno ci viene in mente, no? esatto, chi non canto- canta sotto la Esatto. doccia. E quindi è uscito dalla vasca, ha chiamato il manager, portami una chitarra subito, immagini la scena con l'asciugamano, sai, tutto fradicio, si è messo lì a improvvisare un riff e dopo mezz'ora aveva chiamato gli altri Queen a registrare il Bellissimo. pezzo. Parliamo di personaggi che sono veramente... Della storia La proprio, storia della sì. musica Certo, mondiale in e insomma assoluto. tante altre cose, tanti altri Bene. episodi. Poi ti occupi naturalmente vedo di presentare, sei referente per le mie domande del Festival estivo di Piombino, e poi naturalmente ti dedichi alla direzione di palco di tantissimi spettacoli. Sì. Quindi sei sempre impegnata. Sì, no? infatti, Ma si cioè, vede hai che del sei- tempo libero, Si vede che sei Francesca, iperadrenalinica, quindi Cioè, tutto... come ha fatto a venire qui Maurizio infatti, stasera? Non lo è so. arrivata alle 2, ce eh? la fa- È no, arrivata sì. prestissimo, era qua, Super andiamo in organizzata. onda, andiamo in onda. No, io credo che quando la passione per la musica comunque insomma sia così forte, è ovvio che è un Ti guida. motore che ti spinge proprio. Allora, Lisa, se sei pronta, ti ascoltiamo Dai. veramente con la tua bellissima E poi voce. chiediamo una valutazione Assolutamente, dopo a andiamo qui alla Francesca. Francesca Mercury, insomma. Allora, abbiamo la base naturalmente, poi si sta preparando anche Riccardo Ferrini. Siete pronti? Quando volete. Lisa Manara e Riccardo Ferrini. How can I imagine I'm lying beside you? I can feel your hair on my cheek. Can you feel the love that between us? Can you feel it? I'm not so worried now if I never see you again. You see, the thing is, no matter how far, you're always linked through space and time. You're in my memories. I'm part of your history. You're in my memories. Can you feel the love, the love, the love, the love? Yeah. There's no point now in burning bridges, but if you feel like the bridge is burning gold and your ashes are blowing away, feel like a blowing string. There's always a river underneath. There's always a river blowing in to a deeper ocean, an ocean of love. You're in my memories. I'm part of your history. And you're in my
memories. Can you feel the love, the love, the love, the love? Can you feel this? Can you feel this? Can you feel this love, this love, this love, this love? Can you feel this love? Can you feel it? Bravissima, bravissima, brava Lisa, bravissima. Complimenti, bravissimo anche Riccardo. Bravi, tanta roba, belle Molto dote, brava, molto sì. brava. Sì, sì. Allora, che ne dici avere due artisti da lanciare? Che dici? Magari anche Lisa sì. potrebbe... Hai già qualcuno che ti vuole... Ma in realtà per ora sto facendo molto da sola. Ah, ok, insomma, sarebbe... Che dici magari, Sì, mi autogestisco, cerco di trovare live, quindi per ora sto facendo l'attività concertistica. Lisa, Poi- i tuoi progetti futuri? Beh, allora, intanto sì, concerti, anche a breve, quindi chi vuole seguirmi poi mi segua su Facebook. Abbiamo detto che O poi i su tuoi YouTube, contatti, sì. esatto, Facebook o YouTube, che Sì. ci sei. E poi in prospettiva di fare un mio disco con brani originali. Certo. E Bocca al lupo, dai. questo è il mio Ti progetto. aspettiamo alle più alto. ribalte, naturalmente. Ok. Veramente. Va bene? Bocca al lupo. Complimenti. Invece Francesca, progetti futuri per quanto riguarda la tua attività e anche con Giacomo, insomma, cosa bolle in pentola, possiamo dirlo, anticipiamo Con qualcosa? Giacomo si può dire? stiamo finendo l'EP, il secondo EP, ovviamente è un EP autoprodotto perché insomma cerchiamo di farlo lo stesso nonostante non ci sia appunto questo sostegno da parte delle etichette discografiche per i nostri talenti e speriamo che possa, che possa avere sì, un buon parliamo- riscontro. sicuramente avrà poi un buon si carica riscontro, quindi- sempre. Sì, dai. io continuerò con le mie cose, i miei progetti. Trasmetti un po' della tua adrenalina, Sì. un po' della tua positività, vedrai che tutto Che cari, tutto va in grazie. mente. Ricordiamo a casa anche i contatti di Francesca Mercury, Facebook, quindi omonimo, Mercury Music per l'agenzia e l'almanacco Mercury. Così possono contattarti anche chi fosse interessato magari a essere lanciato dalla tua agenzia. Perché Esatto. no? Bene, Perché ragazze, in bocca al lupo, Grazie, grazie di grazie essere state mille. qua con noi. Grazie a voi. Ci Grazie vediamo dell'ospitalità. sui palchi, in Certo, televisione, ci sui vediamo. palchi di tutta Italia, anzi del del mondo. Pensiamo in grande, Pensiamo in grande. Stacchetto, ragazzi, forza, svegliatevi un Grazie pochettino. mille. Grazie, brave. Cambio di ospiti. Vabbè, vi sforzate proprio, cioè, vi pagano a minuti voi, Avete paura proprio di dare un qualcosina in più, perché stachetto è questo qua? Questo è ridicolo, fate un secondo in più, insomma. Fate un altro, via, fate un altro stacchetto. Fate un po' più lungo, dai, via. Dai, via. Eccola, perfetto, molto più lungo, molto più lungo. Mirko, aiuto. Non era così quando facevamo i test spettacoli, ti ricordi? Chi è questo personaggio qui che hai? Questo personaggio invece è un fenomeno da circo e fa parte dello spettacolo Il Circo Pazzo. Pazzo? Perché è pazzo. E lui è, scusa, è l'uccello più forte del mondo, insomma, per intenderci. Perché usi quel termine, Mirko, con Maurizio? Cosa Perché? più forte del mondo? Teoricamente lui sarebbe un uccello del paradiso del Madagascar, però insomma di certo, fatto sì, è chiaro. molto curioso. Ha devo dei dire. colori bellissimi. Come si chiama Rocco? Perché No, colorito. Ah, sì, colorito, Sì, colorito. colorito. Perfetto, bello, bello. Cosa guarda? Cosa c'è? Ecco, che ha il suo modo di... Ah, bello questo qui. E Cos'è questo che che... hai visto? Ah, le luci, che sono molto forti. Sono forti? Sì, ha detto... bellissimo. che- I ragazzi dietro sono già... Ci sono tutti I ragazzi dietro che sono qua che... i ragazzi ha detto che ridono. Meglio lei di te. beh, Cioè, però- Ma sono contento da un uccello, se permetti. Sono molto felice, poi Per l'uccello del fortuna. paradiso. Frida, presentiamo i prossimi ospiti, ragazzi. Che belli Ciao, che siete, ciao a guarda che tutti. meraviglia. Siamo in compagnia di Guglielmo Calzolari. Salve. Buonasera. Buonasera. Allenatore degli esordienti Molise Calcio Pulcini. Sì, esatto. Guglielmo, ben arrivato. Poi tu hai da fare qua con questi qua. cavolo. Questi, Non età hai idea. media? Età media?
Sono 11 anni loro. 11 loro, anni. in particolare. Tremendi, 12 anni quest'anno. Tremendi. Vi abbiamo fatti sfogare prima, ragazzi, far 2 urli prima di andare, se no non ce la facevate stare. Sono divertiti molto. Sì, sì. Allora, ridevano anche dietro le quinte quando c'era il cane. Erano molto contenti. Mi fa piacere. Dopo li conosceremo, voglio conoscervi uno ad uno perché insomma mi piace dare parola un pochettino anche ai ragazzi, i protagonisti sono loro. Ascoltami, innanzitutto salutiamo Marco Montanari, che è responsabile della sezione giovanile dell'Imolese Calcio, che questa sera doveva esserci anche lui, poi ha avuto naturalmente un impegno che non poteva naturalmente rimandare, quindi insomma ci verrà a trovare in un altro momento. Però siamo in buonissime mani per salutarvi. Grazie, siamo in buonissime mani perché insomma Guglielmo, chi meglio di te conosce i pulcini, perché tu sei l'allenatore. Loro assolutamente. Ascolta, com'è allenare questi scatenati qui? Bellissimo. Io mi diverto un sacco con loro. Sì? Loro sono un gruppo che mi segue molto, sono ragazzi fantastici, si applicano sempre a ogni allenamento. Inizialmente è stato un po' magari difficile come impatto, no? I primi allenamenti magari hanno cambiato un po' di cose con me, hanno cambiato un po' di metodo perché sono anche cresciuti. Sono passati dall'essere pulcini veri e propri a essere esordienti, adesso loro sono esordienti. Okay? E questo chiaramente cambia un po' di questioni tecniche, diciamo, e quindi... Poi ognuno avrà il suo carattere, immagino, quindi... sono tutti caratteri uguali, scelgono tutti uguali. Ovviamente ci sono quelli... Sono dei ragazzi belli un po' più tranquilli e quelli un po' più tosti da gestire. Però sono tutti fantastici. Tra l'altro l'Imolese Calcio, società storica, perché dal 1919, scusate se è poco, sta facendo un lavoro straordinario con l'allevamento dei giovani, vero? Sì, sta facendo un lavoro straordinario. Allora, l'Imolese Calcio, come la conosciamo adesso, è una società di riferimento a livello emiliano-romagnolo, ma sta diventando sempre più di riferimento anche a livello nazionale. Attualmente il presidente Lorenzo Spagnoli, diciamo che ha acquisito la società 4 anni fa e come giocatore l'ha portata dall'eccellenza, una serie dilettantistica, alla Serie D, che è diciamo, il top della serie dilettantistiche. È il passo prima del professionismo. Del professionismo, certo. Ovviamente tramite tutta una serie di investimenti che sta facendo ancora adesso e tramite il lavoro di persone come ad esempio il direttore sportivo Ghinassi Filippo, il direttore delle giovanili Marco Montanari e tutto lo staff che intorno a loro lavora solertemente per fare in modo che l'Imolese diventi sempre meglio, tramite questi investimenti, appunto dicevo, la società punta a fare il suo esordio nei professionisti entro nel breve, diciamo così. E la struttura è già pronta. La cosa che mi ha incuriosito quando ho sentito appunto Marco nei giorni scorsi è proprio il metodo di lavoro che avete, perché è vero arrivare professionisti, ma se questi qui non vengono su bene, questa fascia di, questo è importantissimo. È essenziale, fondamentale. Questa fascia di età qui per portarli a fare i professionisti è il metodo, l'educazione sportiva, vero? È fondamentale, ti confermo. Allora, come diciamo Ghinassi Filippo, direttore della prima squadra, sta facendo un lavoro eccellente nella costruzione di una squadra atta ad arrivare in Serie C, Marco Montanari ha avuto quest'anno il compito di costruire un settore giovanile che possa avere una struttura solida per mantenere una società che è nei professionisti, che è in Serie C. Certo. Quindi diciamo così, la metodologia di lavoro che lui ha pensato, chiamando persone che lo supportassero, è estremamente articolata e allo stato attuale dei fatti sta funzionando molto bene. Ecco, in cosa consiste? Se puoi accennare qualcosa insomma, per sapere? Allora, diciamo, è molto articolata, però a grandi linee ti dico che consiste in 3 cose, in 3 fattori. Uno fattore è un metodo che è sempre stato utilizzato dall'Imolese, che si chiama metodo Curver, che è un metodo per Curver. È un nome... Curver fa sempre scena. C'è un pupazzo che si chiama Curver, vero? No, lo faremo, il prossimo pupazzo è Curver. Ok. Questo metodo diciamo che serve per implementare la tecnica dei ragazzi, quindi la tecnica proprio di base, il tocco del pallone. Questo è quello che... Il piede. Il piede, bravo, esatto. Quindi noi puntiamo molto su quell'aspetto lì, Però abbiamo visto nel tempo che questo aspetto non era l'unico essenziale nel gioco del calcio, ma ne esistono anche altri. Per cui chiaramente la parte cognitiva del calcio, il calcio è un gioco di pensiero, È un gioco situazionale, è un gioco di cambiamento, in cui il bambino si deve adattare a tanti tipi di situazioni diverse. In maniera rapida anche. In maniera molto rapida, Quindi per cui abbiamo pensato di implementare anche un metodo cognitivo che io mi sono preso carico di mettere insieme all'interno della struttura dei pulcini, dell'attività di base e degli esordienti, perché così è diviso, diciamo così. Oltre a ciò, ovviamente sappiamo che nel bambino, nel ragazzo anche nell'adolescente, è essenziale la parte motoria. La parte motoria è una componente essenziale. La parte motoria, io parlo soprattutto della parte coordinativa,
cioè la parte del movimento vero e proprio, del coordinare il movimento del corpo, che nel calcio è uno degli aspetti fondamentali. Da qui poi nasce la vostra mission, che è quella di andare a insegnare la parte motoria anche ai più piccoli, quindi dai 4 ai 5 anni. Abbiamo in mente dei progetti fantastici e innovativi per l'anno prossimo, in cui vogliamo proprio ancora di più spingere, implementare nell'insegnamento in modo giocoso, nell'insegnamento motorio in modo giocoso, nel bambino anche molto piccolo. Anche scuola calcio, già facciamo questo lavoro all'interno della scuola calcio, perché la scuola calcio è una struttura che va dai, diciamo, 6 anni fino a abbiamo bambini anche di 4 anni. Anche perché a quell'età lì, scusa Maurizio, ma non possono prendere il calcio come una disciplina o come un'educazione, è un gioco, iniziano a prendere confidenza e poi diventa assolutamente, uno sport. Assolutamente non è un gioco, cioè non è assolutamente non è disciplina, è un gioco. È assolutamente un gioco. Facciamo una cosa, sentiamo questi ragazzi, guarda che ridono, questi sono dei monelli. Stanno ghignando i bimbi. Allora li conosci? Sono pazzeschi. Sono già alti come me, visto che No, non ci vuole mica tanto, allora, però... chi è più forte di voi qua in mezzo? Chi è il bomber? Sono tutti bravi. Sono tutti bravi. Chi è? Ah, lui. È quello che è arrivato per ultimo? Beh, se la comincia già a tirare, questo hai visto? Ovvio. Allora, non ragazzi, farlo mica, velocemente facciamo un giro veloce col vostro nome e cognome. Volete dire anche in che ruolo giocate? Ce la fate veloce? Dai, siete pronti? Dai, via. Partiamo di qua, via. Da te, ti scoccia, parto di qua. No, parto di te, dai, via. Nome? Federico Gianserra. Ruolo? Attaccante. Attaccante, questo fa paura in campo, Francesco Rossi, ruolo difensore. Difensore, difensore. Tobia San Giorgi, ruolo attaccante. Attaccante, così è fighetto, Magdi Amamia, ruolo centrocampista centrale. Centrocampista centrale. Gabriele Travai, centrocampista. Li vedete? Sì, inquadra, non è importante quello, Lorenzo Madi, centrocampista centrale. Complimenti. Fabio Serasini, attaccante. Eccolo là, perfetto. Renato Smani, attaccante. Attaccante. Bruno Sintaio, portiere. Portiere, c'è un portiere qua in mezzo. Com'è? Il portiere è fantastico, deve essere agile, scattante. Tu diventerai 3 metri, lo sai, vero? È difficile un po'. È difficile? Però fidati che sei in un bel gruppo. Luca Lobello, ruolo esterno sinistro. Ruolo esterno sinistro? Era l'ala una volta, no? Alla sinistra? No. Sì, alla sinistra. Sì, vabbè, non è molto convinto. Che viene. Beltrani Matteo, centrocampista. Complimenti. Paolo Borghi, centrocampista destro. Centrocampista destro. Davide Castellari, difensore destro. Difensore destro. Michele Fiorentini, attaccante. Attaccante, inquadrateli bene questi Edoardo D'Andrea, esterno destro. Ok. Luca Mandracchia, fascia sinistra. Fascia sinistra. Canilena, difensore. Complimenti, bravi ragazzi. Complimenti. Io non faccio niente. No, bene, bravi, che belli vederli però. Io vorrei chiedere a uno dei ragazzi, com'è l'allenatore, ragazzi? Com'è? Chi vuole parlare? Una domanda difficile. Ma li hai pagati? Sì. Allora, ovviamente. Allora, ricordatevi Imolese Calcio, quindi facciamo riferimento, insomma, anche i contatti. I contatti Facebook Imolese Calcio 1919 e il sito www.imolesecalcio1919.it, così se volete ovviamente scrivere delle scuole calcio i ragazzi. Di Imola, attualmente è un'eccellenza anche oltre Imola. Oltre Imola, bene, quindi non voglio dobbiamo essere orgogliosi. No, l'hai detto, è giusto. Sinceramente. Ragazzi, so che fate prima di iniziare la partita avete una sorta di inno, no di inno, di urlo, Allora facciamo? Ci siete tutti qua vicini, forza, veloce, guardate come siete cazzuti, 1, 2, 3. A prescindere, forza Imolese, bene, che belli, veramente tanti. Mirko, che dice qua il nostro interlocutore? Sto dicendo forza Imolese. Anche lui, non ripete, continua a ripetere. È della famiglia dei pappagalli. Ascolta Mirko, prossimi spettacoli, diciamo, abbiamo ancora 20 secondi. Sto portando ultimamente appunto la pozione della felicità, che è l'ultimo in ordine di tempo. Sì. Però comunque all'occorrenza ritornano di tanto in tanto, anche perché quest'anno è il 30ennale della tragedia di Chernobyl, per cui lo spettacolo su Chernobyl sicuramente verrà di prossimo. Ricordiamo i contatti anche di Mirko, www.alvisimirko.it, mi raccomando. Vai con la musica e ci vediamo la prossima settimana. Forza Imolese, ciao ragazzi, ciao. Ale, festa grande, suonano in inglese loro, Adesso è un po' francese a dire il vero, però se la cavano. Stanno perdendo ritmo. Cosa è successo?